Ci sono le storie che non ti aspetti e hanno davvero una trama avvincente, tipo quella del Fontana Fredda in testa all'eccellenza, e ne parleremo. Ci sono le storie forse un po' più scontate, ma poi bisogna analizzarle bene. Il primato che prende sempre più consistenza della Variant Mortean e del nuovo Pordenone. Ci sono le storie che non funzionano e provi a cambiarle. Sì, ci provi in qualche modo. Ad esempio cambiando gli allenatori, ed è successo ancora e sta succedendo in ogni categoria. Alla fine, dopo diverse settimane a discutere se continuare o cambiare, Rive Fleibano ha deciso via Max Rossi dentro Mauro Lizzi. Alcuni dei tanti argomenti di questa puntata di Terzo Tempo. Che storia è? Che storia volete sentirvi raccontare stasera? Sicuramente vi raccontiamo storie, tante storie. Sigla. Che storia è? Sei in forma, uè. Certo che a correre sempre, dici tu, e quando mai ti fermi più? Eccoci qua, rigorosamente musica italiana, e quando si ferma, non il signore in bicicletta che l'ho visto molto in forma, sicuramente molto più in forma ad esempio di Simone Fornasiere, rientrato dalle Maldive, però bronzato, ben ritrovato Simone Fornasiere. Grazie. E in tua assenza i primati prendono, ho detto, più consistenza, ne parliamo con Pierpaolo Ponte. Buonasera. Ciao Pierpaolo, Sante Bernardo. Buonasera. Torneremo a parlare di arbitri con Andrea Merlino. Buonasera. Nostro opinionista aggiunto, e a proposito di cambio allenatori arriva dal cambio in panchina e ci parlerà di una situazione difficile, ci mette la faccia il presidente Corrado Guerin dell'Unione Basso Friuli. Ciao Presidente. Buonasera. Allora, il domandone: quale storia tra i tanti campionati che avete visto vi è sembrata più avvincente tra le vittorie di campionato e quale la più scontata? Pierpaolo Ponte. Ma io parlo della mia vita personale calcistica, Sì. e ti dico che ho vinto un campionato scontato, tra l'altro per Tegada da vecchio, dove avevamo una squadra fortissima e non era un se, era un quando avremmo vinto, quindi il festeggiamento è stato molto ridotto. Invece a Teor abbiamo vinto, siamo andati in promozione per la prima volta con il Teor un po' di anni fa, e la squadra era costruita per la salvezza, e quindi la soddisfazione è stata gigantesca, un bel ricordo. È vero, con mister Paolo Davi. Fornasiere. Sì, beh, allora diciamo che quello più scontato, ti dico, uno di eccellenza degli ultimi anni, anche se è vero che quest'anno non eravamo abituati, c'è un campionato abbastanza equilibrato, gli ultimi anni c'è sempre stata una, però l'anno che ho avuto più l'impressione di una squadra che vincesse facile, che non aveva rivali, è l'anno che il Charlins è andato in Serie D. Credo che quell'anno ci fu la Gemonese che fino allo scontro diretto ci provò, vinse la Coppa proprio con Pittilino quell'anno, ma avevi la chiara sensazione, era arrivato Vittore l'anno prima e aveva fatto quella grande cavalcata chiudendo credo secondo, andando agli spareggi, poi l'anno dopo si era capito che non c'era trippa per gatti. Campionati avvincenti, beh, potrei dirti, l'avevo già nominato una sera, quello del Monfalcone con la Triestina, vinse un po' contro tutto e tutti, no? Però era una squadra forte quell'UFM comunque, ma la Triestina sembrava poter far man bassa. Sante Bernardo. Boh, mi ha rubato il Charlins perché insomma io c'ero e quindi era una squadra veramente fuori categoria. E quello vincente ti posso dire anche il nostro della Manzanese, perché alla prima giornata di ritorno perdiamo col Tor Viscosa di Pittilino, andiamo a -8 e il 5 marzo eravamo a +5. Vero, vero. Corrado Guerin, ne ha qualcuno? Lo sto aspettando. Bravo. Lo sto aspettando, però mi è piaciuto molto il tolmezzo gli altri anni. Della promozione, record, come bella storia. gruppo e tutto. Poi io non ho una storia così vecchia come i miei colleghi sanno, sto aspettando la mia. Ci sta. Quindi ci sta. Merlino? Io da presidente, una dei campi di eccellenza meno scontati, ma che poi sono rivolati
una cavalcata è stato quello del San Luigi con 16 punti, credo a memoria quasi mai sono stati 16 punti tra la prima e la seconda. E uno forse... Quindi scontato o bella storia? Ma bella storia perché forse tanti si aspettavano che prima o poi mollasse, invece aumentava continuamente il vantaggio. E tornando indietro, negli anni 2000 credo il Pordenone, quello che retrocesse dalla Serie D, che poi invece risalì subito in Serie D, poi andando poi fino ai professionisti del 2008, se ricordo male, era una signora squadra. Lo volevo dire anch'io, il San Luigi, poi ho detto beh il Charlins, però San Luigi quell'anno perso solo 2 volte con una grande cavalcata, con Ciriello capocannoniere. Bene, vi interessa la mia tua, risposta? sì. Sì. Scontato me l'avete rubato un po' tutti, perché sì, quell'anno lì è finito, mi ricordo che il Charlins Muzzane festeggia stando a casa, bruttissimo, no? Cioè non te lo sei neanche goduto, i campionati abbiamo vinti festeggiate sul campo fino a notte fonda. Mi ricordo un campionato ho vinto uno dei primo UFM, o anche il San Luigi, che mi recai poi alla festa promozione per raccontarla, spettacolo. Quello che più vincente per me è il Pordenone della D, è stato bellissimo, quella lotta col Marano Vicentino. Bello. Ma stasera, a proposito di campionati o di storie bellissime, Paolo Sebastianis e il Sevegliano, sarà il nostro intervistato nelle storie dei dilettanti. Scusate, per chiudere, visto parleremo tanto di Fontana Fredda, ma sono tanto scontati promo A, promo B, battuta rapida, Ponte. Credo di sì. Sì, credo di sì. Ha dato questo segnale questa giornata? Sì, perché non sbagliano mai e adesso sei in una fase del campionato dove entri nel vivo e se non scivoli mai alla fine arrivi in fondo. No trip for cats. Lo vincono a man bassa l'una e l'altra. Che è stato all'estero. Sì, no, sai perché? Esatto. Lo dice sempre il commentatore che quando commenta Sinner, no, di Bertolucci, dice sempre alla fine no trip for cats. Ma dai, e non mi vengano a dire in futuro ma c'era il girone a 14, il girone a 10, il girone a 20. Potevano fare un girone a 50, sono le più forti. La verità è che se volevi renderlo vincente, vuoi che ti dica io cosa facevo? Lo mettevi nello stesso girone? Li metti nello stesso girone. Però Perché, credo che chi fa i gironi non possa fare sti calcoli, dai, deve farli territoriali. Sì, non puoi fare... Beh, territoriale. Mortegliano può andare nel girone di Pordenone. Sì, però Mortegliano o poi... No? Sì, però Mortegliano ha vicino Ancona Lumignacco, vicino 1,91, non è che poi... Sì, può andare chi vuole, ma... Derby. Dai. Quando ci sarà un'unica promozione, Appunto. qual is the problem? Unica promozione, quella strada devi fare, quindi va Vai bene dappertutto. Ah, certo, se ce n'è una però è una per tutti. ma sarà una per tutti. Sante? Ma allora è scontato, sono troppo forti. Questa giornata lo ha sì. detto forse in maniera forte. chiara. Poteva, no? Se il Pordenone non iniziava bene, poteva soffrire la piazza, però sono fortissimi. Insomma. No, proprio no, invece la crisi della Cordenonese, insomma, quindi tanto forte, questa è una delle squadre in difficoltà in promozione. Campionato, una storia tutta da scrivere, o quasi abbiamo detto, vedremo se ci sorprenderanno. Chiedo alla regia anche di segnalare il numero WhatsApp per poterci scrivere, per rispondere, insomma anche voi se avete qualche storia vincente che volete segnalare, oppure cosa ne dite, se sono davvero scontati i 2 campionati di promozione. Quello dell'eccellenza ne parleremo fra poco, sicuramente non lo è. Sta diventando di nuovo un campionato difficile, pensate quanto non è scontata la Serie D, dal momento magico a 3 sconfitte consecutive il Brian Lignano deve di nuovo, lo ha sempre fatto, ma guardarsi le spalle in maniera forte perché il Montecchio ha vinto uno scontro, consideriamolo diretto, insomma. Parliamo di questo allarme Brian Lignano, ne abbiamo parlato nella nostra fascia quotidiana 19:30, il martedì dedicato alla Serie D con il portiere Saccon. È una sconfitta importante, pesante, perché comunque è una squadra, una diretta avversaria, insomma. Obiettivamente sono tre sconfitte pesanti perché comunque abbiamo preso 8 gol, ho preso 8 gol in 3 partite, quindi soprattutto a livello difensivo c'è qualcosa che magari non è andato. Poi secondo me sono state comunque 3 partite diverse. Col Montecchio voi non è che fate l'1-0 dietro a difendere, a portarla via in maniera sporca. La mentalità del mister è un'altra, no? Ma sì, ma come la mentalità di tutta la squadra, insomma. Noi se siamo passati in vantaggio comunque giocando, creando, quindi non vedo il motivo per cui dover iniziare a buttare via palloni se magari li hai messi in mezzo giocando. Abbiamo messo in mezzo il campo d'Arsego all'inizio, abbiamo fatto tutto il primo tempo che giocando li abbiamo messi in mezzo.
e quindi sì, non vedo perché cambiare questa cosa. Allarme sì o no? E perché? Sante Bernardo? No, assolutamente, cioè questa è la D e quindi bisognerà lottare fino all'ultimo momento. Il Brian ha una sua filosofia, gioca anche in maniera importante. È chiaro che magari durante le partite che passeranno troverà degli equilibri, però questa è la D. Essere sporchi no, ogni tanto. Bisogna essere sporchi in determinati punti della partita. Non era ancora quello il momento. È successo tutto in un frangente rapido, no? Con Montecchio. Qua vediamo Bogan che ha fatto il suo esordio, Ciriello non è partito dall'inizio, sarà un caso, ma quando non c'è Ciriello le cose cambiano. Simone Fornasiere, allarme? Allarme no, è chiaro che 3 sconfitte pesano, secondo me quella col Montecchio è pesante perché potevi dare una spallata a una squadra che era penultima, però insomma il Brian ha dimostrato di saper giocare un buon calcio, che quando c'è Ciriello va anche in gol con una certa facilità, se l'è giocata anche con squadre più forti. È chiaro che adesso al Brian Lignano no allarme, però bisogna drizzare un pochino le antenne. Mancano 4 partite e ce ne sono 3 sulla carta difficili. A parte il derby col Chions, Caravaggio, Treviso e Belluno sono partite difficili. Però allarme no, bisogna però cercare di chiudere meglio. Col Montecchio però bisognava rifare punti. Il problema dell'allarme secondo me non sta nell'aver fatto 3 sconfitte consecutive, Pier, ma che comunque tu intanto la SCIA diventa 8 gol subiti, 3 sconfitte consecutive e il Montecchio però è alla tua portata perché lo hai dimostrato, no? Sì, il problema è che perdi un po' di certezze, forse ci eravamo fatti un po' ingolosire anche noi dalla partenza del Lignano, però adesso proietta 42 punti con l'attuale classifica, quindi c'era da aspettarsi un momento di flessione, eravamo abituati forse un po' troppo bene e trovo molto coerente il fatto che continuino con il loro gioco anche se le certezze non sono più quelle dell'inizio, quindi ci sta, in un campionato così difficile come la B ci sono gli alti e bassi, quindi non è un allarme rosso secondo me. Che ha trovato continuità il Charles Muzzane anche grazie alla Coppa, lo ricevo stasera in trasmissione, la prossima settimana si gioca questi ottavi di finale, quindi la prossima settimana entreremo anche in questo clima Coppa che era da molti anni che non si viveva in Serie D, l'ultima, la Sacilese del 2008 credo, nelle fasi finali della Coppa Italia di Serie D. Parleremo anche di Coppa Italia di eccellenza stasera perché domani c'è il ritorno delle semifinali e adesso però a proposito di strisce, quella negativa purtroppo del Brian Lignano, adesso parliamo di una striscia positiva, entriamo in eccellenza e stasera parto con la prima nomination per la miglior squadra, sentiamo cosa pensano gli opinionisti. Servizio. È partita la Pro Gorizia, adesso è ufficiale. La vittoria di Tolmezzo è la 4ª consecutiva in eccellenza. In gol Pluchino, seconda marcatura consecutiva e poi Boschetti. E così scopriamo che in categoria nessuno è riuscito a vincere più di 3 partite consecutive. Un dato interessante che proietta di nuovo la Pro in alto e sabato al Campagnuzza arriva il Fontana Fredda. Cosa vi dite, Ponte? Che noi abbiamo fatto il funerale, l'ultima volta che ero qui eravamo quasi al funerale del Pro Gorizia, mi ricordo che c'era mister Cocceani e avevano detto è una situazione ormai ampiamente compromessa e invece si sono risollevati la grade, quindi sono assolutamente d'accordo con la miglior squadra, bravissimi, poi quando ti chiami Pro Gorizia hai anche una marcia in più a livello di blasone di società e quindi tornerà dove merita, sono d'accordo. Dimmi, che sorridi. Ti dico che bravi Pro Gorizia, ma io ti do un altro nome invece. Però grande prova di carattere. Grande prova, grande vittoria con un Tolmezzo che però è quasi un non va, non vorrei anticipare qualche tema, però io ti faccio un'altra nomination, ti dico l'Union Pasiano, prima categoria girone A, ultime 7 partite, 6 vittorie, segnando 3 volte poker diretti,
pareggiato solo a Rivignano, credo l'unica squadra che ha fermato il Teore in campionato. Domenica ha battuto Vivai, neopromossi, scavalcati e andati al secondo posto, sembrano l'unica inseguitrice del Teor che è una corazzata, quindi per me la squadra della settimana è l'Union Pasiano. Allora facciamo così il verdetto durante la trasmissione, perché potrebbe succedere qualcosa, ma non sta a pensare che l'Union Pasiano io non l'avessi visto, quindi stai tranquillo. No, ho pensato questo. Aspetta la puntata, quindi il verdetto dopo, perché si possono anche fare dei cambi, Sante Bernardo. Io sono estremamente d'accordo con la Pro Gorizia, perché se ti ricordi qualche puntata fa ti avevo bocciato Sandrin perché era un prematuro, invece adesso c'è proprio la sua mano, li ho visti più volte, ho visto una squadra crescere in maniera esponenziale. In questo mese gli abbiamo dato anche il miglior allenatore, Sandrin, quindi questo fa capire Sandrin, Gorizia, la crescita in generale, no? C'è molto di suo, perché quando li ho visti io sembravano quasi costruiti male, una squadra in difficoltà proprio nei ruoli, e invece c'è molto del suo lavoro, perché lo conosco bene e quest'anno la sua mano si sente. E servono anche le partite sporche. Pro Gorizia, Rive Fleibano è una partita sporca vinta, perché poi Pier ti servono... È la svolta mentale, no? Che citavamo proprio in quell'occasione, quando anche il Rive stavamo celebrando un funerale anticipato, poi insomma le cose sono migliorate solo per il Pro Gorizia. Sì, infatti. Aveva fatto la domanda, non so se chi c'era quella sera ospite, chi vedi più che possa resuscitare, Pro Gorizia e Fleibano, credo avessimo detto tutti Pro Gorizia. Comunque. Adesso non mi ricordo chi era. Sì, c'ero io. Ecco, non mi ricordo chi era ospite. È vero. Gorizia che va verso la sfida con Fontana Fredda. Diventa interessante, il Fontana Fredda è primo 23, c'è il grande equilibrio dell'eccellenza, adesso Pro Gorizia che è salita a 19, quindi insomma si gioca per obiettivi importanti e il Fontana Fredda continua ad essere squadra di questo girone d'andata, di questa stagione per il momento dei dilettanti. Che vittoria col Tamai, servizio. Non possiamo più nasconderci in questo momento, abbiamo affrontato una partita col Tamai che sicuramente poteva essere importante per capire quali erano le nostre aspettative. Evidentemente le nostre aspettative sono quelle di consolidare la classifica per salvarci, adesso guardiamo qualcosa di diverso. Nell'attesa di capire cosa sarà quel qualcosa di diverso, il Fontana Fredda del presidente Muranella non può nascondersi. No, come fai a nasconderti con uno stadio così? Un Omero Tognon tirato a lucido per il derby col Tamai. Questo stadio deve essere onorato, la società deve essere onorata, quindi noi dobbiamo alzare il livello per forza di cose. Adesso cosa vuol dire alzare il livello? Adesso siamo primi. Cosa succederà a febbraio-marzo? Andremo a vedere, una alla volta intanto. Domenica siamo a Pro Gorizia che oggi ha vinto, godiamoci la nostra vittoria, perché io credo che oggi i ragazzi abbiano dimostrato che hanno voglia di dimostrare la loro forza. La forza del Fontana Fredda è il gruppo, il mister, ma anche la tradizione, la storia. Oggi abbiamo giocato con la maglia del centenario, successo a Chions, con la maglia di 50 anni quando è andato in Serie D. Questo non vuol dire niente o è un segnale? Segnali che si trovano anche in quelle foto negli spogliatoi, dove c'è un Malerba giocatore che ricorda insieme a Salvador, Cao, Grotto di aver già vinto su quel campo un campionato di eccellenza. Ci pensi a questo? A questa cosa un po' romantica? Ci penso, ci lavoriamo. Cosa aveva quel Fontana Fredda che ha vinto? Fu una lotta difficile col Cras. Qual era la forza? Anche lì era il gruppo. La trama per una bella storia, insomma, c'è tutta, non resta che continuare a scriverla. Fontana Fredda c'è, noi vogliamo esserci, la società è strutturata, stiamo crescendo e cresceremo ancora.
Un po' alla volta, un passo alla volta, il presidente Muranella che mostra orgoglioso quella maglia dei 100 anni, che trova segnali, che cerca una storia laddove una storia c'è, perché il Fontana Fredda ce l'ha e ha saputo il presidente riprendere a farla camminare questa storia anche dopo le difficoltà, anche dopo una retrocessione. Da collega, presidente Guerin, cosa pensi a sentire queste dichiarazioni? Tanto vuol dire che la speranza è mai finita per tutti, no? Alla fine, quindi basta crederci, quindi complimenti a loro, a parte le strutture che hanno, importantissime. Io in questi anni ho fatto un po' di benchmarking, quindi ho cercato di imparare dagli altri come muoverci. 100 anni abbiamo fatto anche noi, ma non eravamo OBF, eravamo la Tisana Ronkers, quindi spero di fare i prossimi magari a breve con la maglia dedicata, quindi prendiamo esempio da questa società comunque. Sì, ma credo che la storia aiuta a credere anche nella parte agonistica, no? Questo sì, vuoi farne a meno, insomma abbiamo percorsi diversi sicuramente, ma devi prendere spunto da queste società per fare il meglio nella tua, quindi assolutamente. Io ho ampi margini di miglioramento. Cosa pensi, Andrea, sentendo Muranella? Che nello sport è importante programmare ma vivere alla giornata, perché come diceva adesso sono primi, ma andare a vedere quello che potrebbe essere in primavera fa perdere l'obiettivo che è come il Giro d'Italia, la tappa dopo, per arrivare a Milano con la maglia rosa, però la tappa dopo tappa e solo così puoi raggiungere l'obiettivo. È vero. Sante, però al di là della parte agonistica del Fontana Fredda ti ha colpito sentire il presidente, no? Sì, finalmente uno deciso, poi vince uno solo, no? Quindi non è detto che vincano loro, però è deciso, non ha avuto paura a dichiararsi e questo può dare autostima in un momento di autostima della squadra. Perché non dovrebbe provarci Grotto, Zucchiatti, Salvador, Guarda, ti faccio un... No? Grotto, Salvador, sono tutti giocatori che sono passati dai gruppi dei Paolo Saccher, dei Daniele Visentin, dei Moras. Bravo. E hanno interiorizzato l'essere vincenti. Vedi? Probabilmente potrebbe essere il loro momento. Simone. Ma insomma, io credo che un terzo di campionato, sei primo, non puoi nasconderti. La classifica adesso inizia a essere abbastanza reale, no? Perché dopo tante partite poi hanno vinto, hanno dato un'altra spallata al Tamai, no? Che se tu sei primo e nessuno ti aspetta, e però vinci lo scontro diretto, così vuol dire che ci sei. Domenica vanno a Gorizia, è una bella sfida lì, perché affrontano forse la peggior squadra che potresti affrontare in questo momento, però vediamo, è un'ulteriore prova di maturità per il Fontana Fredda. Però arrivati a questo punto io vedo che insomma vincono, convincono, segnano, quindi... Poi un altro nome che non ho detto, Borgobello, che ha già vinto. Questo Cendron che è arrivato e ha impattato bene. Una bella sorpresa sto Cendron, no? Scusa, per voi, perché è Veneto, giocava al Giorgione, allo Spinea, ha vinto quell'anno dei 2 campionati, ha vinto il campionato Spinea, cioè non è una sorpresa, è un giocatore importante. Per noi, no? Sì, del Friuli. E tra l'altro, scusa, subentra vedo spesso dalla partita, quindi vuol dire che hanno un... Però Pier, quello che ha detto Sante, i nomi che abbiamo fatto, le parole del presidente, Malerba, la storia... È stata una storia bellissima, i 100 anni, il mister che aveva già vinto con loro, un'eccellenza tra l'altro con una squadra siderale, con tanti giocatori di grandissima personalità, e loro sono decisi ma non ossessionati dalla vittoria, e questo è un grande vantaggio. Tra l'altro mi piacciono queste cose, l'esultanza che hanno fatto alla fine, sono tutti dei segnali che parlano di una squadra serena, spensierata, ma comunque focalizzata sull'obiettivo, e questo è buono. Sì, ecco, nessuno è ossessionato dalla vittoria in questa eccellenza di base, no? E quindi crea anche spazio a storie, appunto, anche a sorprese. Però il Fontana Fredda adesso lo diciamo è una capolista senza paura, lo ha trasmesso, lo trasmette in campo, lo trasmette con le parole. Sante, cosa ha trasmesso il Tamai? Incertezza. E questa è la preoccupazione, perché i valori sono importanti, la squadra è importante, si è rinforzata, però sicuramente in questo momento stanno vivendo delle incertezze. Domani c'è la Coppa, facciamo un riepilogo rapidissimo con la grafica, si va verso la Coppa Italia, la semifinale, il ritorno, si riparte con il Tamai che in campionato insomma, è a -10, ma vuole la finale, no?
ne sentiremo adesso anche Pegolo in un'intervista, parte da questo 3-1 con San Luigi, dall'altra parte c'è il Codroipo che parte dall'1-0 con l'UFM, la finale del 5 gennaio a San Vito al Tagliamento, quindi Simone, Tamai deve, non so come vedi le due finali, la più equilibrata è ovviamente UFM Codroipo, però quel 3-1 del Tamai dopo la sconfitta è da confermare, no? Beh, io direi che sono tutte e due equilibrate comunque, perché il San Luigi comunque a casa sua ha nelle corde, nelle mani la possibilità di fare 2 gol. Anche se arriva da 2 brutte partite. Sì, soprattutto da 2-3-0, no? Mi pare col Gorizia e domenica col Codroipo proprio. È chiaro che UFM e Codroipo, sai, quando è un gol è una sfida che io l'ho vista anche in campionato, c'è stato equilibrio col pareggio. Si gioca per la prima volta a Monfalcone perché hanno giocato sia il campionato che l'andata a Codroipo. Sono 2 sfide equilibrate. È chiaro che anche il Codroipo ci tiene alla Coppa, perché sa che la gioca lì vicino a San Vito, non è mai andato così avanti nella manifestazione. Ci tengono tutti, Sì, San Luigi è una squadra che in Coppa ha tradizione. Prima degli anni del Brian, Lignano, c'era stato i loro anni. L'UFM in Coppa Italia è sempre faticato, ti ricordi anche gli anni d'oro, uscì un anno col San Daniele, un anno con la Virtus Corno che poi vinse, quindi ha voglia anche l'UFM di provare. Anche perché può diventare viatico, no? L'UFM vuole crescere, prima di diventare magari di nuovo l'UFM che magari pensa al campionato, passa da una Coppa, arriva da 2 anni fa la Coppa vinta in promozione. Senza dimenticare che la Coppa poi dà un posto in D, cioè è difficile, però arrivare fino alla fine. Però il Tamai, se sul campionato non va a esprimersi più di tanto, non ha mai fatto dichiarazioni, eccetera, però la Coppa sì. Lo ha ribadito anche parlando in questo momento di difficoltà Paolo Pegolo, dirigente del Tamai, che abbiamo sentito sabato al Tognon. Il momento è difficile, è inutile negarlo. Vediamo di riprenderci da mercoledì che abbiamo il ritorno di Coppa Italia da cui dobbiamo trarre il massimo profitto per arrivare alla finale, che è un nostro obiettivo di quest'anno. Insomma. Io ho molta fiducia in questo gruppo perché l'ha dimostrato, ripeto, in 2 anni di lavoro. È un gruppo che lavora bene durante la settimana, su questo non possiamo far nessun appunto, in tutta onestà. È inutile far proclami, bisogna lavorare e tirarci fuori da questa situazione. In qualsiasi altra piazza si discuterebbe anche i risultati dell'allenatore. A Tamai non è così? No, mi sento assolutamente di non discutere il lavoro di Agostini. Si discute, insomma, non c'è motivo di discuterne, punto. Molto chiaro, ne parlavo anche domenica, però sta deludendo anche il mister, che un nome forte così ha di nuovo un'andata sottotono, precisazione, il DAS per un problema fisico, ho chiesto subito a fine della società, tutto a posto, però quindi non voglio entrare in merito a queste dinamiche, mi limito solo a dire, è ovvio, purtroppo c'è un problema, quando capita non avere il tuo allenatore comunque secondo me influisce, ma al di là di questo sta deludendo Dea? Stanno deludendo tutti, dall'allenatore ai giocatori. È chiaro che non si può, cioè una squadra che partiva coi favori del pronostico, che ha chiuso gli ultimi 2 anni al secondo posto, l'altro anno dimostrando anche nella finale, nel primo turno dei playoff nazionali di giocare un calcio champagne, eliminata dalla squadra veronese, là che non sa neanche lei come abbia fatto quel giorno a vincere, dimostrato di avere giocatori forti, così stanno deludendo tutti, anche il mister, è chiaro. Come la vedete la situazione voi? C'è la semifinale di Coppa e quindi secondo me, a parte che Tamai non cambia allenatore di base, lo ha fatto sì, ma è una società che tende a non cambiare, no? C'è la semifinale, quindi è giusto in questo momento ambiente tranquillo, dare fiducia, no? Sì, secondo me la forza del Tamai delle società così
gloriose anche quelle di non essere isteriche nelle decisioni, sì. No? Quindi Agostini Tamai è una divinità e secondo me mi piace pensare che questa semifinale arrivi proprio al momento giusto per la svolta. svolta. Però quella lettura che hai tu può diventare un limite? Cioè nel senso, io sono lì, la sensazione che uno non venga toccato a prescindere fa bene per forza? Ferguson a Manchester ha fatto benino, anche se qualche annata non è andata, quindi per me la pazienza con una persona di questo spessore premia. Il Dea mi dice sempre che il conto dopo il caffè, quindi bisogna aspettare. Dal Presidente, non sono isterico. Tu sei isterico? No, non sono isterico. No? Come no? No, perché sembra cambiare mister, sembra che tu sia isterico. Ok, no, non sono isterico. Beh, tu da Presidente? Sono situazioni da valutare ogni volta, quindi parli con la persona più corretta magari su questo argomento, volendo, se mister da cambiare, ma sono valutazioni, spesso non puoi cambiare una squadra, no? Lo dicono anche i vecchi, non è che puoi cambiare 20 giocatori. Cerchi qualche volta di fare un cambio anche pensando a una svolta mentale dei giovani, no? Dei ragazzi, qualche volta ti va bene, qualche volta vanno bene. Io non sono per cambiare mister, però se le cose vanno bene sono per cambiare, ecco, mettiamola così. Sì, ho capito, cioè bisogna, qualcosa poi devi fare. È il gioco del calcio, non so se però, io quello che vi chiedo a tutti, anche all'arbitro, cioè sarebbe da farsi questa domanda o no? Cioè tu sei il Tamai, meno 10 dalla vetta, secondo anno che sbagli l'andata, sarebbe da farsi questo quesito e da cambiare o no? Io voglio sapere solo questo. Merlino? Secondo me, prima parlavamo di tradizione, il Tamai ha tradizione, ha storia, secondo me tutti si stanno chiedendo qual è la strada, il problema è trovare la strada, perché cambiare allenatore è un bene o un male, serve o non serve, chi all'interno conosce meglio le dinamiche. E probabilmente il fatto di ponderare, avendo anche una partita importante come la semifinale di Coppa alle porte, fa propendere veramente per aspettiamo e vediamo un attimino come va. Quello sì. Ma sì, se la stanno facendo anche loro, è chiaro. La domanda fra di loro... E tu? Che non c'entri niente, che domanda ti fai? No, sono curioso, voglio sapere la tua. Che ti farai delle domande sul Tamai o solo io? Mi faccio anch'io le domande, sì, mi chiedo anch'io se non possa essere che il ciclo di Agostini, dopo tanti anni, dopo tanti successi, possa essere arrivato un po' ad avere meno motivazioni, ad essere arrivato un po' al dunque. Quello è un tema, no? Che non bisogna avere paura di dirlo, però, no, ma non ho paura di dirlo, però poi concordo un po' col press, bisogna però le dinamiche, le radici le scavi solo se sei dentro poi, quindi anch'io ti dico che certe domande me le faccio, non è normale che il Tamai abbia perso già 7 volte, quante sia meno 10 dal Fontana Fredda, con tutto rispetto per il Fontana Fredda. Comunque la sensazione dell'incertezza me l'ha data anche a me sabato il Tamai, anche se poi poteva paradossalmente recuperarla quella partita. 3-2 con un, il calcio spesso con un rigore forse. È fatto di episodi, no? E quindi loro hanno una grande chance mercoledì di andare in finale, domani andare in finale, quindi potrebbe anche svoltare la stagione, perché poi ti dà un'energia positiva veramente importante una finale di Coppa Italia in Friuli che è vissuta in quel modo, non devono sbagliarla. Assolutamente, la storia, dicevamo, storie da scrivere in questi campionati, in questa stagione, la storia del Tamai è chiara, no? È quella della pazienza, della lungimiranza, della fiducia, e vedremo se premierà. Alla fine prova a cambiare la storia il River Flaibano, che è una storia che non sta funzionando quest'anno in eccellenza, non segna più, 5 partite senza gol, ultimo posto estremamente consolidato. Lizzi che arriva dal miracolo 13° come salvezza, deve provare a fare il miracolo salvezza a River Flaibano. Mi sembrerebbe un po' più difficile, Simone. Non fosse altro che la classifica dice 6 punti e la terzultima credo ne abbia 15, l'azzurra. Sì. Ecco, è più difficile. Sì, e poi adesso arriva Lizzi che può cambiare qualcosa, ma davanti non è che con Lizzi almeno domenica arriva Lewandowski davanti che risolve i problemi, cioè i problemi resteranno davanti, quindi Lizzi dovrà provare a cambiare qualcosa, che non so, che sia il modulo, la mentalità, le palle inattive, qualcosa, ma i problemi resteranno. Adesso fra 20 giorni, quando aprirà il mercato, vedremo se qualcosa arriva, ma per arrivare a qualcosa bisogna che qualcuno liberi, e solitamente le società, i più forti,
tendono a non liberarli. Da Rossi che chiude quindi questo ciclo con il River Fleibano a Leeds, vi devo chiedere cosa ne pensate, che qua giro di opinioni sulla tempistica, su come si è arrivati, su come leggete questo cambio, se vi vede d'accordo. Da Rossi, che abbiamo visto chiudere la sua avventura, a Lizzi, che appunto lo vediamo a 13°, che ha compiuto l'ultima miracolosa salvezza, ne deve provare un'altra. Qua cosa mi dite, come la vedete? Sentiamo gli ospiti, Andrea Merlino. Per quello che si leggeva anche dalle tue informazioni, mi pare che fosse una cosa che si trascinasse un po' da parecchio tempo. Forse questo non dà tanta sicurezza, tanta certezza neanche ai giocatori che devono andare in campo pensando di avere un mister in scadenza o a scadenza, e quindi questo non aiuta sicuramente a dare delle prestazioni convincenti di energia. È vero. Presidente? Il Presidente ha sempre pensieri contrari, non entro mai nei meriti di chi ognuno fa il suo ruolo. Molto probabilmente c'è da societaria che viene anche dai risultati, quindi cerchi, come dicevo prima, non puoi cambiare una squadra, no? Vai a fare un cambiamento, cioè magari qualche volta si vengono a creare delle situazioni dove non si parla più la stessa lingua, ma pur con la buona volontà. Ma aspettare troppo, tu sei uno da meglio agire? Subito. Perché si è visto un pochino, sì, subito. Sì, subito. Alle volte senza pensare neanche al piano B. No, però ci sono dei casi in cui adesso dà l'idea di aver aspettato troppo, una svolta che si capiva che era difficile arrivasse. Poi vi faccio vedere un'ultima cosa, perché mostrarmi questa azione, è inutile che vada a cercare indietro. Siamo d'accordo che Rossi è uno che ama giocare? Sì. No? Siamo d'accordo? No, queste sono le immagini, sappiamo, l'abbiamo visto. Mi date l'azione del River Fleibano, che l'ho presa proprio da domenica, per dire: se il tuo allenatore costruisce e continua con quella mentalità, ma gli interpreti sbagliano, eccola qua, adesso la vediamo, ma gli interpreti sbagliano e non finalizzano, di base la società deve cambiare l'allenatore o deve andare sul mercato? C'è questa immagine, l'avevo vista, fatela partire, che così la vediamo, che è meglio che noi dobbiamo far vedere cosa succede. Via, c'è? No, non c'è, vabbè. Però avete capito il senso. Ma io te l'ho detto poco fa, te l'ho detto che Lizzi arriva ma troverà la stessa squadra che non segna da 5 domeniche, quindi il problema è evidentemente quello là davanti. Te lo ripeto dal primo martedì che sono venuto qua. Io ne ho parlato con Rossi, la prima partita dell'anno che ho visto in Coppa Italia, River Fiume Bannia, dissi a Rossi: Max, ma secondo me tu davanti sarei preoccupato se fossi in te. E lui mi dice: ma voglio rivedere le immagini, voglio rivedere la partita, ma è evidente secondo me che è arrivato Lizzi, ma i problemi di roster non cambieranno. C'è una squadra che o mette mano nel mercato o può chiamare chi vuole ad allenare. La tempistica, e poi torniamo anche sul tema che tipo di allenatore, che squadra ha in mano la tempistica? Beh, la tempistica, sono d'accordo con Andrea, cioè è inutile che ci nascondiamo, si trascinavano da 4 domeniche, cambia, non cambia, chiamano allenatore, se perdiamo vieni, poi perde, lo tieni. Le tempistiche sono state un po', appunto, si sono trascinate. Sì, c'era forse un po' un debito di riconoscenza, no, nei confronti di Rossi, che oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona di grande spessore, quindi forse legati a questo debito hanno temporeggiato un po' troppo, perché poi, come si diceva prima, non c'è mai una regola, è giusto cambiare, non è giusto cambiare, dipende dalle singole situazioni. Forse in questo caso si è aspettato un pochino troppo, ma sono d'accordo con Simone che Max Rossi era un grande centravanti e forse serviva in campo in questo caso, perché una squadra che non segna mai, adesso al di là delle battute, che non segna mai, ha un problema oggettivo che nessun mister, neanche Guardiola, riesce a risolvere nel breve. No, adesso Lizzi dove può mettere mano? Ma se non faceva gol con un mister che creava costantemente comunque anche situazioni da gol, allora o devi cambiare concetto, cioè devi dire: sto lì, ti ho detto faccio arrivare questa benedetta palla lassù, la vado a combattere,
vedo se qualche palla in area riesco a buttarla dentro. Qualcosa sulle palle inattive. Sulle palle inattive, sì, devi cambiare, Sante, l'allenatore, devi cambiare metodo, no? Ma guarda, io faccio questa riflessione qua. È uscito Cabine, e questo lo sappiamo tutti ormai, no? Certo. Però è arrivato Feruglio dall'Adriese, è arrivato Duca dalla Progorizia, è arrivato Condolo, che è uno dei più bravi centrocampisti dell'eccellenza, hanno tenuto Commisso, è arrivato Tommaso Domini, se non sbaglio il nome, dalla Progorizia e Frimpong. Io, sì, dalla Profagagna. Però ti faccio un paragone, visto che c'era il direttore del Chiarbola l'altra sera. Domenica, sì. Io conosco bene la rosa del Chiarbola. Ha 20 punti. Come mai Rivani a 6? Non penso che sia una rosa così distante, però quindi Sistiani davanti che fa gol, se non fa gol lui, fa gol Montestella. Allora le partite finiscono 0-0. Guarda, abbiamo recuperato, l'hai visto? Cioè, per dirti, è ovvio che questa è una squadra che ha un'idea di gioco, non fai un'azione che parti da là dietro scambiando così arrivando fino in porta, no, per dire. Sì, però prendi 2 gol massimo. Deve finire 0-0, c'hai 10, 11, 12 punti. Prendi 2 gol, perdi. Quindi bisogna capire nel complesso, perché gioco sì, ok, va bene, gioco. A parte che gioco, cosa vuol dire gioco? No, per me cos'è il bel gioco? Per me il gioco è queste cose qua, se io le vedo in un campo di dilettanti, io ti dico che queste le fai perché ci lavori. Perfetto, benissimo, ma prendi 2 gol. Cioè, vale questo dato o non vale? Vale tantissimo. Dipende dove sempre. Cioè, gol fatti, gol subiti, vale o non vale? Sempre che vale statistica. Ok, siccome poi a me mi hanno insegnato, scusami, finisco il concetto, vai. voglio passare per professore, a me mi hanno insegnato che il lunedì prendo il giornale e leggo i risultati. Quindi gol fatti, gol subiti, per una classifica che poi ti fa retrocedere, contano. No, certo. Vi chiedo... I numeri contano, no, Presidente? Sei un vecchio romantico, la vita non sempre il giornale. Però era per dire tutta questa analisi che alla fine dovrai cambiare sicuramente mentalità e metodo, perché non ha portato risultati, però comunque devi intervenire sul mercato, e di base secondo me in questo ultimo mese Rossi e il River Flebbano, secondo me, come l'hai detto tu, hanno perso del tempo. Hanno perso del tempo, perché oggi tu riparti a fine novembre, Pier, con una lettura che di base la conoscevi? Sei ad arrancare, diventa veramente complicato. Dimmi. Ma a me meraviglia come Max Rossi, che è uno esperto di tutto, si sia fatto costruire una squadra senza un attacco così. Perché tu quando hai perso Cabine, non l'hai perso il 15 ottobre, non potevi pensare che Tommaso Domini e Frimpong ti risolvessero i problemi là davanti. E tu pensavi che Sistiani di Chiarbola Ponziana facesse 7 gol, però, no, per dire, no, come dice lui? Però puoi aspettarti che Sistiani ne faccia 4. Là non ne ha fatti 4 nessuno. Sono anche le stagioni balorde ogni tanto, no? Adesso dobbiamo parlare della tua stagione, Presidente. Balorda o la stagione completa? Non so, me lo devi dire tu, perché andiamo con il non va. Il non va, questa sera ce l'abbiamo in studio. Presente e ammirevole, perché quando non vanno spariscono tutti. No, perché no? Perché scusa. No, la Tisana, Ronchis e Pertegaro hanno creato l'Unione Basso Friuli, un progetto importante, io l'ho conosciuto, però la notizia è che anche voi avete provato a cambiare la storia che non stava funzionando più e riprovate a ripartire da Vespero. Proprio da Vespero si era interrotta un po' la vostra storia. Il non va, lo discutiamo in studio. La gran botta! Non va. Belleri, Doppietta e Zanello lanciano il Rivignano nei quartieri alti della prima categoria Girone A. Chi resta ultima e con numeri preoccupanti è l'Unione Basso Friuli. Con i 3 gol subiti sabato sono 22 già in campionato, di contro un solo gol fatto. Ma cos'è successo negli ultimi 3 anni alla squadra del presidente Guerin? Pensate, nell'ottobre del 2021 alla Tisana i padroni di casa vincevano uno scontro al vertice col Casarsa, prendendosi il primato in promozione Girone A.
allenatore era Vespero. In quella stagione però succede qualcosa. La società decide di allontanare il mister. Arriva Puppi, che si dimette e chiude la stagione rischiando la retrocessione tardivo. Retrocessione che arriva la stagione dopo. Come direttore sportivo Verri non funziona. Fallisce in panchina mister Nicola Carpin e non riesce nell'impresa salvezza nemmeno Conversano. In questa stagione l'UBF riparte con dei nomi importanti come Arca, Baddiesse, Barelli in panchina. Se ne va prima uno e poi l'altro e dopo ben 5 allenatori ecco che torna Vespero. Come riprendere qualcosa che si era interrotto, ma stavolta non è più in alto in promozione Girone A, è ultimo in prima con un concreto rischio di una seconda retrocessione consecutiva. L'UBF deve dare segnali, ma dopo il Rivigliano sabato ecco il Teor, non certo una sfida facile per rialzarsi. Dopo questo il Presidente potrebbe dire me ne va, cosa vuoi da me? Paisan, chiedo scusa, non Conversano, Paisan. Sì. No, però ripartendo da quello che ho chiesto io, cos'è successo a un certo punto che siamo arrivati a questa parte della storia? Sono quei meccanismi che alla fine non si capiscono, non si valutano bene. C'è stato un attimino un'incompressione quell'anno, ma non con la presidenza poi alla fine. Ti ho detto prima, io sono molto abituato a rispettare i ruoli, ok? Chiaramente la presidenza poi quello che vaglia, quello che succede, ma se ho un direttore sportivo che ha una certa scelta, mando via il direttore sportivo? No, mandi via la scelta che ha fatto il direttore sportivo, senza entrare poi nell'ambito di cosa è successo quell'anno. Dopo si va ad analizzare a 360, quell'anno comunque effettivamente col senno di poi non sono state fatte delle scelte positive, se guardiamo dove siamo arrivati adesso, ma comunque delle scelte vanno fatte ogni tanto. Ed è prendere gli oneri quando vanno bene e meno oneri quando vanno male, come in questo momento. Però Presidente, voi sembravate in crescita, no? E adesso ci ritroviamo qua con le difficoltà, anche con nomi importanti passati, no? Come mister sì, nomi importanti, bellissime persone, tra l'altro che non vorrei mai sminuire quello che hanno fatto, soprattutto Carpin e anche Frediano, insomma bellissime persone, brave, competenti nel loro settore, come anche il buon Nerino Barel che è stato fino a poco tempo fa in panchina con noi. Nulla da dire, anzi. Vero che abbiamo anche rose di ragazzi giovani, noi quest'anno abbiamo deciso di impostare la nostra crescita futura con i giovani. Con e non importa quindi se... No, non importa, perché se voglio dare continuità devo pensare anche alle basi che ho dietro, a me non piace fare queste cose che vai su, poi torni giù, vai su, poi torni giù per dare continuità. Da qualche parte devi partire. Chiaro che non pensavo di partire come quest'anno a questo punto della situazione dove sono arrivato, ci mancherebbe assolutamente. Vero è che anche le mie dirette avversarie non stanno molto meglio di me, quindi un colpo di tosse, un colpo di sonno, una roba e l'altra, non è che proprio devo darmi la canna alla gola o impiccarmi, no? Per il risultato non di è quest'anno. impossibile. Poi io sono una persona molto positiva, ci sono cose peggiori nella vita, cerchiamo di fare bene, la piazza dove lavoriamo ha l'obbligo di avere le cose fatte bene, non mi vergogno di dire quando sbaglio. Ma mandar via Vespero, sbagliato sì o no? Voglio saperlo, che io ce l'ho da due anni sta cosa qua, perché ero lì alla Tisana e avevo fatto un servizio, ero convinto, me lo ricordo, ho detto questa piazza sta tornando. Mi piace no? vendertela così come diceva Buon Troisi, ricomincio da 3. Esatto. In questo caso ricomincio da Vespero, quindi torniamo indietro, vediamo le ore che abbiamo fatto. Simone è una persona che crede molto in quello che fa, ha dimostrato che è un attaccamento alla società. C'è stato qualche piccolo diverbio, ma spesso e volentieri i diverbi vengono perché ti dipingono le cose esternamente nel modo sbagliato. In confronto diretto c'è una grandissima stima, ha parlato con i ragazzi, la cosa che posso dirgli è anche un grazie, nel senso sei venuto ad allenare una squadra che è ultima in classifica, l'hai presa in mano, lascia stare il sabato con Rivigliano che si è entrato in panchina ma non aveva ancora allenato la squadra, l'ha vista. Ancora di più varrei a giocare dopo una settimana di allenamento e andiamo a giocare contro il Teor, che insomma abbiamo una sana competitività, ci mancherebbe, e sabato ha il momento di...
È iniziato stasera proprio, dai, ufficialmente. Sì, dai, ufficialmente quasi. stasera, Abbiamo visto l'allenamento è le iniziato immagini, stasera, dai, ufficialmente sì. abbiamo visto le immagini in allenamento. Pierpaolo Poto che conosce l'ambiente, cosa vuoi dire? È la squadra del mio paese, ho un rapporto di amicizia con tutta la società e dico questo, che ogni crisi è un'opportunità. Quindi secondo me loro quest'anno faranno fatica, però hanno fatto una scelta precisa di crescere con il settore giovanile. Il bacino d'utenza è gigantesco, io ho il figlio che gioca lì, quindi so che ci sono tantissimi bambini del territorio che potenzialmente fra qualche anno potranno riportare la società in alto, e è un bene secondo me per il territorio, per la comunità, partire da questa crisi per costruire qualcosa di sostenibile e duraturo. Richiamare Vespero come la vedi? Simo è un grande amico, una passione gigantesca, e quindi sono d'accordo col Presidente, non è una cosa banale accettare di arrivare al capezzale di una squadra che in questo momento è in difficoltà, e quindi credo che possa essere una ripartenza per tutti e due. Ma magari anche lui ha voglia di ripartire, ricucire una cosa che si era interrotta. Un ragazzo che ha voglia, si tiene molto. Noi abbiamo un progetto in mente, speriamo di continuarlo sicuramente anche il prossimo anno, perché a me qualche volta mi dipingono come Zamparini, ma io non sono Zamparini che mando via la gente, perché voglio avere la gente che fa bene. Io vorrei una continuità, la continuità è però figlia di tante cose, insomma, no? Risultati sicuramente in primis, ma anche di creare un ambiente dove ci sia un buon rapporto fra chi fa il suo mestiere, per esempio il mister con i giocatori. Ci deve essere una certa, voi mi insegnate, questi giocatori di calcio tutti, una certa alchimia per fare un certo percorso, quindi naturalmente questi anni non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio, nulla a togliere ai mister che ho avuto fino adesso, che stimo e stimerò per sempre, e poi le strade, sai, si possono sempre incrociare, quindi ci sono delle cose che qualche volta devi cambiare per cercare di migliorare, qualche volta va bene, qualche volta vanno meno bene, ma io non ho problematiche di questo tipo, sono convinto di quello che voglio fare, quindi pian piano, piccoli passi, insomma. Noi ci fermiamo, chiudiamo qua il primo tempo di terzo tempo, abbiamo chiuso con questo non va ad analizzare con il presidente dell'UBF, ma poi ripartiamo per sentire anche altri non va che avete in mente, e ovviamente le nomination e alla scoperta del mondo arbitrale. A fra poco. Eccoci qua, secondo tempo di terzo tempo, pronti per le nomination, siamo partiti con la miglior squadra che in stand-by, scoprirete perché, nominata la Pro Gorizia. Non va, UBF abbiamo detto perché, abbiamo cercato di analizzare questo inizio difficile di stagione con il presidente Guerin. Volete sottolineare qualcosa? Non va? Sante Bernardo? No? No, assolutamente. Simone Fornasiere? Te l'ho detto prima, il Tolmezzo mi sembra che ultimamente un non va. Ponte? Sì, anche a me il mezzo ha stupito, insomma, nella sua... Che non riesce a trovare continuità. Sì. Allora, un altro non va era, non lo è più, il Rivolto. Ha vinto. Che vince la sua prima gara stagionale e aspetta il nuovo mister, Kaling. Nessuna ufficialità, nome però molto forte, pesante, vicino al Rivolto. Domani scopriremo se questo nome, questo indizio, questa notizia che vi proponiamo sarà vera. Servizio. Un percorso strano, anche quello del Rivolto. Dalla possibile salvezza in promozione con Della Valentina alla retrocessione. Ed un campionato in prima categoria pieno di ambizioni mai decollato. Tant'è che la prima vittoria è arrivata solo domenica, dopo il cambio di panchina, con Carlo Schibeci a guidare il Rivolto. Il tecnico della Juniores riesce a battere la Castionese, neroverdi imprecisi oppure fermati dalle parate di Peresson. Ma poi finalmente i nomi del Rivolto girano. Dopo una traversa, Gilbert serve l'assist a Varutti per il gol del vantaggio. Azione iniziata da un'apertura illuminante di Cristofoli. E al 19° della ripresa chiude i conti su punizione Cinausero. Festeggia finalmente il Rivolto, che domani comunicherà il nuovo allenatore. Voci parlano di un grande nome. A proposito di punizioni, vi ricordate Peter Kaling? L'ex gemonese sembrerebbe indirizzato al Rivolto.
Presidente Guerini, anche il Rivolto aveva sorpreso, no? Che non riusciva a trovare, a svoltare. Cosa dici? Beh, vedremo le prossime partite, insomma in questo momento sono un po' di cambiamenti, un po' di giocatori che vanno, che vengono, vediamo le prossime. Spero che il mister faccia il suo dovere dove viene messo, è una piazza un po' particolare anche Rivolto, per certi aspetti. Quindi, è ambiziosa, però ha nomi importanti. Ma anche io ho avuto nomi importanti, ma se i nomi importanti non giocano fra di loro è come non averli, quindi io spero che riesca il mister a mettere bene questi meccanismi che funzionino bene. Se arriva a casa, sorprendente un po', sorprende? In linea con le ambizioni del Rivolto. Il Rivolto era la squadra che doveva spaccare il campionato. Io conosco anche dei ragazzi che sono andati a giocare lì con l'ambizione di stravincere il campionato. Infatti si parlava a proposito di gironi, speriamo non ci mettano nel girone del Teor perché si andrebbe a cannibalizzare le due. Sono due gironi abbastanza diversi comunque. Le due fuori serie, eccetera. Però era una squadra costruita per vincere. No, però scusate, chi pensava che il Deportivo è nettamente la squadra più forte, Lo so. Cioè il Rivolto non poteva mai pensare di cannibalizzare il girone B col Deportivo. Però le ambizioni hanno fatto i conti. Le ambizioni erano Sì, quelle. sì, vabbè, ma hanno fatto i conti senza l'oste allora. Sì, ma vogliamo scherzare, scherziamo, ma il Deportivo è sì, ma non sta arrabbiato. No, mi arrabbio, ma... Sei arrabbiato adesso? No, non sono arrabbiato, ma pensare di cannibalizzare il girone B con questo Deportivo, permettimi, mi assumo le mie responsabilità, è presunzione vera. No, allora... Le Maldive fanno effetto perché pioveva cioè, le Maldive e furono zero partite. È arrabbiato, però ha anche ragione. Non deve essere frainteso, il Rivolto aveva l'ambizione di vincere il campionato, altrimenti certi giocatori non li prendi. Poi è ovvio che... E se è vera la notizia di Kalin, non prendi Kalin se non sei ambizioso. Sì, ma ormai il campionato non lo vinci, sei penultimo. Adesso, magari inizi un percorso, tanto devi salvarti e poi ripensare ad altre cose, insomma. Allora, però, abbiamo parlato di allenatori che tornano, che potrebbero rientrare, che sono stati esonerati o che appunto tornano o ancora che potevano essere in bilico, insomma, gli allenatori ne abbiamo parlato ampiamente in questa puntata. Allora, via con il miglior allenatore che ci porterà a decidere anche eventuali cambi sulla miglior squadra. Vediamo. Nella risalita dell'Union Pasiano c'è un nome che è una certezza: Giulio Franco Martin, reduce dalla vittoria di misura nello scontro diretto con il Vivai, che porta l'Union Pasiano al secondo posto solitario, 19 punti, meno 4 dal Teor. Ma soprattutto il mister non perde dal 1° ottobre 2023, seconda categoria Girone A, contro la Real Castellana. L'anno scorso ha realizzato il record di 19 vittorie consecutive. Quest'anno è imbattuto ed è stato frenato da 4 pareggi, uno con il Teor, 3-3. Dalla scorsa stagione, con un totale di una sola sconfitta, 7 pareggi e 29 vittorie, sta guidando l'Union Pasiano ai vertici di ogni campionato che affronta. Allora, questo è il tuo girone, no? Cosa faresti tu? Premi la miglior squadra con dei numeri del genere o l'allenatore al suo secondo anno lì? Cosa facciamo? Sicuramente l'allenatore, perché insomma, se è ancora lì vuol dire che ha fatto bene. Nome forte, Franco Martin. Quindi abbiamo incontrato una squadra solida, una bella squadra. Lascia stare come sono messo io, però non ho visto super squadrone comunque. A parte il Teor, per l'amore di Dio, ci mancherebbe quei nomi che ha davanti, però pensavo una categoria un po' più un po' più alta di livello, tra virgolette. Lascia stare dove sono, sei l'ultimo a parlare, chiaramente, ma però che la faccia permettere. Quindi pensavo si può farla, però ti dico che magari cambiando qualcosa noi non siamo proprio spacciati al 100%. Ma arriva qualche innesto, ma certo, no? sicuramente sì. Già arrivato? Ma Ronaldo va a battere adesso a Ronchi dei Legionari. Quindi a Ronchis a terra. Non posso fare il nome perché sono a Ronchis, esatto. Abbiamo fatto per l'elicottero. Abbiamo fatto degli ingressi in modo che ci possano aiutare insomma, a migliorare la situazione. L'importante per me è mantenere la categoria, chiaramente. E ci credi ancora? Ma tutta la vita, finché la matematica mi dà per morto, ogni giocatore gioca fino all'ultimo secondo, ci mancherebbe.
Sarò sempre positivo anche se retrocedo comunque. Sì, questo è chiaro. Okay. Comunque voi rappresentate una bella piazza lì, Corrado, adesso al di là di tutto. Certo, anche ma se è una piazza difficile. C'è Lignano laggiù con la Serie D, Carlino con la Serie D, quindi sei stretto da due realtà importanti. In questo scenario cosa può recitare la Tisana con la vostra... Abbiamo mentalità diverse sicuramente fra le nostre vicine, no? Un po' per budget, un po' per idee. Parlavo con Pier, io ho una visione, devo fare in modo che la squadra, l'UBF, sia veramente la concentrazione dei ragazzi del nostro territorio. Ci vuole tempo? Avrò il tempo giusto e corretto per fare le cose. Insomma. Bravo. Domination, Fornasiere, Franco Martin allenatore o Pasiano squadra? Dimmi però con chi sostituiresti Franco Martin e io vedo se fare il cambio, ma non so se lo farò. Sì, io confermo l'Union Pasiano squadra. Perché? Perché dico che 7 vittorie, cioè c'è un collettivo che funziona. Va bene, quindi però allenatore chi dovrei mettere? E io ti dico Daniele Visintin sta settimana, perché ha saputo stringere i denti con la rosa quando era corta, ha battuto 2 domeniche, è andato a pareggiare, ha battuto il Fagagna 2 domeniche fa, è andato a pareggiare a Monfalcone domenica scorsa, questa ha battuto l'Azzurra che arriva da un cambio di allenatore che è una buona squadra. Per me in questo momento la Juventina, pur restando nelle difficoltà numeriche, perché comunque il mercato è chiuso anche per loro, quindi Daniele Visintin per me è l'allenatore della settimana. Anche perché ho un po' paura che ti arrabbi, potrei farla anche... ma non mi ero arrabbiato, soprattutto con Pier, ma sentire dire che il Rivolto a inizio anno dice quella è andata, di evitare il Teo perché cannibalizziamo il girone B, ma do là. Allora, fermo lì. Sento rapidamente anche voi, però ho un'idea, era interessante quello che mi ha detto. Dimmi. Io come allenatore, giuro che ce l'avevo in testa prima della rissa con Fornasiere, metto Marchina e vado a motivare il perché del Deportivo, per la bella intervista molto intelligente e sensata che ha rilasciato poi a fine partita, dove c'è stato un momento di rissa eccetera, così lui dice parte penoso e sono d'accordo, ma non sono un bigotto anche in campo, insomma sono cose che succedono, ma lui dice se noi vogliamo vincere il campionato non dobbiamo farci distrarre da altre cose, un discorso molto sensato da un allenatore molto molto bravo, che apprezzo molto. Sta, bello sottolinearlo, non te la passo tra i migliori allenatori, ma giusto sottolineare perché mentalità, mi è piaciuta molto anche a me la dichiarazione di Marchina, che comunque sta facendo bene col Depo, vai. Allora, io inizialmente pensavo a Sandrin, perché questo filotto è veramente importante, ne ho visto il percorso, però mi associo a Simone, perché io conosco le difficoltà che ci possono essere ad allenare là, e adesso ha trovato la quadra e sta facendo bene Daniele. Allora, caro mio amico delle Maldive, ti dico questo, no, Visintin io l'ho detto domenica, ho parlato di quanto ha fatto bene in questo periodo la Juventina e quindi lo staff e il mister. Allora facciamo così, Franco Martin un mito, però premiamo la squadra, Union Pasiano, miglior allenatore Visintin, Pro Gorizia comunque nel mese di novembre è rappresentata da Sandrin e arriviamo verso il derby con Sandrin e Visintin in nomination. Perfetto. Fatta? Fatta. Benissimo. Hai preso paura che mi sono arrabbiato? No, mi è piaciuta e ci stava. Allora, chiudiamo con il miglior giocatore. Via, vediamo se è pronta la regia, poi dobbiamo vedere gol e parata. Il Fiumicello che batte la Forum Iuli in trasferta e sale a 17 punti si regala uno dei risultati di giornata. In gol Tommaso Chiccaro alla terza rete. Giocate di qualità e anche reti pesanti per il giovane ragazzo che si sta facendo notare in promozione. Girone B. Vi ho cambiato le mie 2 nomination, mai successo 2 nomination cambiate. Vediamo se mi fate cambiare la terza, anche se Chiccaro da un po' che dico che è un giocatore interessante. Pierpaolo Ponte? Ma oggi abbiamo parlato tanto di prima categoria, adesso dobbiamo dire che Cabine sta guidando la categoria, sta trascinando il Teo, quindi non è un giocatore di prima categoria,
è un giocatore fuori categoria per me, Cabine. Vabbè, Manteor domenica ha vinto, no? Ha fatto gol lui. Ha fatto gol lui. Prima San Daniele ha fatto gol lui. Io credo che lui abbia segnato, e il gol contro San Daniele una perla. Sì. Bello, sì. E quindi credo che abbia segnato tutte le domeniche, quindi prima o dopo glielo dobbiamo dare. Addirittura speriamo che non segni il sabato. Infatti. Esatto. Ma non è già venuto. Di domenica sì. Non è già No, giochiamo sabato, quindi speriamo che non segni il Adesso sabato. segna di domenica, quindi speriamo. Ok. Mai nominato miglior giocatore. Mai nominato? Però se mi ha segnato tutte le domeniche. Io credo di Cioè, non lo sbagliare, controllo dico al che ha segnato volo. tutte le domeniche, sì. Il credo non mi basta. Fornasiere. Adesso Pier mi ha messo un... E poi glielo devi a Pieri questa. No, ma non c'è un no, ci mancherebbe. Vado anch'io con Cabina. Avevo un altro nome, però Pier ti avrei detto Ruffo del Codroipo perché è tornato e ha impattato subito sul Codroipo. Però Cabine, io pensavo fosse già stato nominato, se non è mai stato nominato allora sì. Medi Cabine ha segnato è devastante. Il 9 novembre, il 16 novembre, il 23 novembre. Forse è il caso di nominarlo, Cabine. Però non è capocannoniere del girone, no. 7 gol. Il capocannoniere è sempre Axirele Pasiano, a 10 il grande Dimas. Madonna. Grandissimo, anche lui prima o poi. Sante, cosa facciamo qua? Quindi, però Chicaro, ragazzi, siamo d'accordo. Chicaro sta facendo bene. Giocatore è Fiumicello. Grande vittoria a Fiumicello. Esatto, anche Fiumicello, bene. Allora, premiare Cabina è facile, dai. Sì, no? Nel senso che è un fuoriclasse. Potremmo anche aspettare. Guarda, sotto un ragazzo che viene nominato poco, anche se ho visto che ultimamente sta emergendo, però ritornando al Fontana Fredda che è primo e quindi sta facendo un percorso importante, io penso che c'è una maturità da parte di Salvador importante. È un bel giocatore. Sì, c'è proprio una maturità, è stato protagonista anche sul secondo gol. Sì, assi sul secondo gol. Cosa facciamo, ospiti? Mi aiutate? Resto sulla mia nomina del giovane o cambio anche la terza nomination con Cabine? Presidente, cosa mi consigli? Ma io vado per i giovani. Giovane. Sempre i giovani. Io cambio, vado su Cabine. Mi mettete in difficoltà. Vabbè, dai. Allora, facciamo così. Nulla togliere Cabine, chiaramente. Va bene, dai, quella serata vostra. Cambio tutte le nomination, avete vinto voi, tutte le nomination mie nel cestino, con dispiacere questa per Chicaro. Allora, visto che è segnato di domenica ed è simbolo di un Teor che conferma il primato anche a novembre, Cabine. Abbiamo chiuso con le nomination delle 3 proposte, adesso mi aiutate su parata e gol e poi un po' di episodi da vedere e ancora un po' di servizi, dobbiamo andare anche in seconda categoria all'intervista finale. Parata, guardate qua cosa è successo come parate. Caro Merlino, qua c'era probabilmente fuori gioco, però stavolta non mi freghi, non è stato fischiato, quindi questa parata può restare, ti ricordi l'ultima volta? Sì, la mano. Peresson. Diagonale, Peresson va giù e la Teneri siamo sullo 0-0. E poi questo si chiama Thomas D'Andrea ed è il portiere del Vivai, ha 2 nomination nella stessa partita. Qua resta in piedi e la mette in angolo. Guardate che è parata super. E poi guardate qua, evita il 2-0 del Pasiano, fa il passo avanti, si prende in campo e la mette in angolo. Bravo. Spettacolo d'Andrea, io quando ho visto queste 2 parate, adesso Peresson gioca contro uno che ne ha 2, povero, però cosa mi dici? D'Andrea però la seconda, seconda. Quella sul pallonetto lì, sul tiro da destra. Sì, scusami, no. La seconda, questa. La prima sua, la seconda in ordine numerico di servizi, di parate. Questa. È bella, sì. A me piacciono tutte e 2, faccio una fatica a scegliere. Vediamo voi, dai, Sante. Questa, grande parata. Quella di Simone Fornasiere. Sì. Ok, Ponte? Anche perché colpo di Reni eccezionale. Ok, sai cosa mi piace della seconda? È comunque bella anche quella di Peresson, che è un gran portiere, ovviamente. Tra l'altro è uno dei portieri che ha già vinto il nostro premio, quello generale dell'anno. Mi piace di D'Andrea la seconda, l'ultima del video, perché fa il passo avanti, se non fa quel passo va lì,
non prendi quel tiro, non lo prendi. Comunque questa, effettivamente, questa stare in piedi... L'altra probabilmente tecnicamente è più corretta, però questa d'istinto è veramente spettacolare. Cosa avreste scelto voi, fermo restando che ormai è qualificato D'Andrea con la prima delle due parate, Merlino? La seconda in ordine, è più difficile anche a livello fisico, è sbilanciato, deve risalire per parare. Concordo. Sì. Plebiscito. Perfetto, ha vinto in maniera evidente. Andiamo con il gol, ultima nomination di novembre, siamo il 5 dicembre a Codroipol Nord Hotel con i migliori del mese. Andiamo con il gol, qui abbiamo Scubla del Cussignacco, botta di sinistro all'incrocio contro il Martignacco, gol del vantaggio, poi si chiuderà sull'1-1. Caldarelli, e questo qua che ha lanciato è Caldarelli, lancia via per Marchiori, difende il Torre, torna Caldarelli come un missile, conquista palla a fondo, destro in diagonale, corsa, potenza, precisione, attaccante. E qua siamo quel famoso Deportivo Tagliamento, dopo questo gol succede di tutto a Tavagnacco, ma Temporale fa partire questa saetta all'incrocio dei pali, palo traversa, gol, 3 gol molto belli. Corrado Guerin cosa sceglie? Temporale. Temporale. Sì, perché porta sempre bel tempo. È vero. Merlino? Scubla. Porta buon vino. Ponte? Caldarelli, perché tu hai detto tante parole legate a quel gol lì, io ce ne aggiungo una, voglia, perché per fare quel gol lì devi avere voglia di andare a prendertelo. Scubla, mi piace come si coordina e tira. 2 Scubla? Caldarelli. 2-2. 2-2, quindi scelgo io. 2-2-1, sì. Temporale è rimasto solo, mi spiace, però era bellissimo. Ma bello anche lui. Io scelgo Caldarelli comunque. Boh, sì. Mi piace tutto quello che c'è, la voglia, come ha detto Pier. È un gol diverso, no? Al di là dei tiri che ne vediamo tanti di bellissimo quello di Scubla, però scegliamo Caldarelli. A proposito di gol di Temporale, cosa è successo in Deportivo Tagliamento? Il gol del 2-1 viene pareggiato da Temporale, però quel gol crea un po' di una situazione un po' così strana, nel senso, al di là che sia gol di mano o meno, l'arbitro sembra indicare in un primo momento il gol, poi il fallo di mano, poi protesta e si torna a metà campo. No? Dimmi. Secondo me non indica gol subito, lui indica subito punizione, no? Perché mi pare che lui ha il braccio destro che indica... Però ha il braccio destro che indica già il punto dove impatta. Però di base cambia idea. No, di base poi cambia idea. Di base cambia Vedi, idea. guarda che ha già il... Sì. Quindi, insomma, non benissimo. Al di là di giudicare l'episodio, Andrea, che non lo facciamo, come ho detto, non sarebbe neanche... non è questo il tuo compito e non voglio metterti in difficoltà. Ti dico solo, che consigli vuoi dare agli arbitri che si trovano in queste situazioni dove arrivano poi i giocatori, no? Hai un... Allora, non entrando nel merito, sicuramente c'è stato un cortocircuito per quello che riguarda la comunicazione, che anche in campo è fondamentale, perché se non capiscono i giocatori cosa decidiamo, diventa complicato. La regola aurea è quella di aspettare quell'attimo, quel secondo, decidere, pensare di aver visto bene, quindi decidere e poi non farsi magari influenzare o comunque farsi venire il dubbio, perché il dubbio porta in sé l'errore. Okay. Aspettare un secondo, anche magari, con la gestualità aspettare. Assolutamente sì, perché si capisce quando uno è sicuro o meno in campo e questo porta poi all'eventuale problema. Dimmi. Ti ricordi che volevo... Sì, facciamo tutto, abbiamo il messaggio alla fine. Abbiamo tante cose da fare, un po' di saluti. L'unica cosa, mi permettimi Massimo, un ragionamento. Io ho visto sulle pagine social tue l'immagine. Ecco, una cosa che mi è stata spiacevole sono stati i commenti sotto di allenatori, calciatori o quant'altro. La provocazione che vorrei lanciare è un'altra. Se gli arbitri commentassero le scelte degli allenatori, i gol sbagliati che vediamo ogni domenica, servirebbe a qualcosa? Aiuterebbe il mondo del calcio o resterebbe veramente fuffa e non serve a niente?
Cosa vuoi che ti Cioè, gettare la croce addosso a un ragazzo di 20 anni che certo. sbaglia, perché sbagliamo gli allenatori, sbaglia Massimo quando dà la notizia dell'allenatore, Esatto. sbaglia Simone, no, Simone non sbaglia a dare le pagelle, però sbagliamo tutti. Io ho sbagliato in campo, ci sono dei testimoni oculari di quando sbagliavo in campo, sbagliavo quando mandavo gli arbitri, sbagliano i presidenti, sbagliamo tutti. Siamo pronti tutti bravi a puntare il dito, ma... No, qualche volta gli errori hanno pesi diversi, in varie situazioni hanno pesi diversi, però insomma non la toglie la classe arbitrale che io comunque voglio bene, ma Bosco diceva quando l'arbitro fischia, this is it, no, non si può fare niente. Finita lì. L'importante è che sia sicuri delle decisioni che prendo, anche se sbagliate con la meta, hai preso quella, blonde, basta. Quello che diceva adesso. Allora, la scoperta del mondo... Solo per dire che sono molto d'accordo da ex giocatore con questo concetto della sicurezza, perché poi il giocatore, e io ero un giocatore difficile da arbitrare, se si accorge che l'arbitro è insicuro a livello di personalità cerca di condizionarlo, certo. No? E quindi sotto questo aspetto sono d'accordissimo, è un consiglio che... Il giocatore è un po' come il pesce cane, se sente il sangue attacca. Esatto. Con te è molto difficile sentire il sangue perché davi l'idea di essere molto sicuro. Cioè, l'arbitro che viene accettato anche nell'errore perché è sicuro in quello che fa è più avvantaggiato di quello che trasmette chiaramente. Allora, alla scoperta del mondo arbitrale, partiamo dall'episodio. La prima puntata abbiamo parlato del ruolo dell'assistente. Continuiamo su quel tema lì, analizzando proprio quelle situazioni, un po' come oggi avevamo un fallo di mano probabile. Il primo te lo propongo io, poi ci sono due di Merlino. Qui siamo in un maranese gemonese, Cristofori sembra toccare con la mano, gol convalidato, e poi si vede perfettamente, Andrea, che l'arbitro va a parlare con l'assistente. Qua l'assistente può fare davvero qualcosa? Allora, può fare, rientra in quelle casistiche eccezionali dove noi diamo indicazione ai casi eccezionali e segnalazioni eccezionali. Cosa significa? L'assistente, qualora abbia la certezza matematica di aver visto segnare un gol di mano o una parata di fatto di un difensore che evita una rete, è obbligato a segnalare. Quindi può, anche se lì c'è il giocatore e l'arbitro è lì dietro che lo vede bene, potrebbe segnalarlo? Sì. Se io quando arbitravo dicevo, se sono solamente io che non ho visto, anche se sono a un metro e tu hai la certezza di aver visto bene, segnalalo. Cioè, l'importante è ripristinare la verità del campo, è fondamentale. Quindi non è... Quell'episodio lì può dire c'è un mano, oppure confermare, no, hai visto bene, può fare questo. Sì. Benissimo, vai con i tuoi due episodi. Partiamo con il primo che hai scelto, sempre episodi del nostro calcio, delle immagini raccolte negli anni da tutto campo. Siamo sul campo di Corno, vai. Cosa vuoi segnalarci? Qua siamo la stessa, una casistica simile. Allora l'errore in questo caso dei ragazzi è quello di essere troppo schiacciati centralmente, quindi più si sta larghi e meglio è, ma perché si ha una visione ottimale. L'assistente che si trova in questo caso esattamente sulla linea di fondo, sulla linea di porta, dovrebbe perché c'è un portiere e altri due difendenti davanti, nel caso in cui avesse visto chiaramente l'intervento di mano, cosa che pare qui, segnalare alto, cioè in questo caso qua l'assistente può alzare la bandierina se lo vede ed ha la certezza di... Esattamente. Siamo sempre nei casi in cui può segnalare. Deve. Cioè, è obbligatorio, non è che può decidere, in quel caso se ha la certezza di vedere segnato un gol con la mano, ha l'obbligo di... Perfetto. Scusa, io quel giorno c'ero. Ti giuro che in tribuna quel giorno nessuno si è accorto. Ma neanche i giocatori che sono lì si ha fatto gol di mano. Solo lui che è esultato. A me il primo gol è stato mister Peressutti che era al Corno e mi dice al Corno e mi dice a fine partita abbiamo preso gol di mano. Quale gol di mano? Ti giuro che in tribuna, io c'ero quel giorno, nessuno si era accorto che quel gol lì fosse stato fatto. Sono rimasti fermi. C'è sempre una verità di quello che si vive in campo e di quello che si vede in tribuna e un'altra ancora che quella della televisione. Sono tre partite totalmente diverse. No, ma infatti noi prendiamo questi casi non per dire la moviola, era mano, non era, è per dire cosa avrebbe potuto fare. Così io che vado a protestare e dire guarda lì, se non so però se può intervenire, se ha visto, assistente e soprattutto la posizione, no? Altro episodio in cui sempre parliamo di assistenti ed è l'ultimo che ci propone Andrea Merlino, sempre su quella tematica della obbligatorietà nella segnalazione sempre la Forum Miuli. Sempre nella Forum Miuli contro Gorizia, siamo in eccellenza.
Qui ci sarebbe un fallo di mano e viene indicato il rigore e c'è l'espulsione dell'arbitro. Ce lo segnali perché? Perché anche in questo caso un tiro in porta, quindi un tiro diretto nel caso in cui l'arbitro non l'avesse visto oppure fosse stato lontano o quant'altro, in questo caso l'assistente è comunque tenuto, sempre se lo vede, a segnalare. Ecco, l'arbitro in questo caso qui era vicino e quindi... Però l'arbitro che è vicino, ha visto, ha già preso la decisione, in nessun caso l'assistente può dire... È sbagliato? No, non c'è niente. No, perché lì ha già preso la decisione l'arbitro. In questo caso sì, diciamo che resta poi la decisione dell'arbitro, a meno che proprio non sia un abbaglio che abbia preso totalmente lui un abbaglio totale, ma sono casi rarissimi. Poi bisogna avere chiaramente anche la personalità, la forza, perché in quel caso lì la bandierina pesa 10 kg, di alzare e dire guarda che è una cosa... Devi essere strasicuro. Assolutamente sì. Non è questo il caso. Questi sono i due casi e c'è un altro caso che è successo in Serie D quest'anno, che ha creato anche un po' di scompiglio, del quale in caso l'assistente è obbligato a segnalare è quando c'è un caso di condotta violenta, quindi il fatto che in una zona dove l'arbitro non è in controllo, quindi dall'altra parte del campo o del terreno di gioco o quant'altro, vede un pugno, un calcio o qualsiasi cosa, deve alzare la bandierina fin tanto che... Però attenzione, anche in questo caso qua, una piccola specifica, l'assistente cosa deve fare? Deve segnalare solamente se sa perfettamente chi ha fatto il fallo, dove è successo, se il pallone era in gioco o meno, perché deve sapere come riprendere il gioco, e quindi chi, dove e come. Altrimenti se gli manca il numero, ha visto un pezzo, purtroppo, esattamente. Bene, finita la lezione che per questa puntata, terzo tempo, parliamo un po' di terzo tempo e di cosa faremo anche in questa settimana. Domani speciale dedicato al Muggia e visto che abbiamo parlato di arbitri, insomma, ha rincontrato Michele Contento, Gabriele Magrini a Muggia. Sono venuto a vedere la partita del Monfalcone perché sai che quando parlo di Monfalcone parlo di casa, avendo anche tanti amici a Muggia era il contesto ideale per venire a vedere la partita. Come l'hai vista? Dai, un tuo giudizio ci sta. No, l'ho vista dal chiosco, l'ho vista. Senti Michele, come giudichi l'arbitraggio di oggi? Guarda, non lo so se posso dire, da lontano non ho percepito quante birre aveva nel cuore l'arbitro. Ricorderete la famosa battuta di Michele Contento. E allora, adesso pronti anche a leggere i messaggi, ma chiudo. Domani 19:30 speciale sul Muggia per capire che come sta andando questa fusione, la racconteremo con i protagonisti, con lo Zaule, che ormai è partita ampiamente, ma eravamo lì a seguire Muggia FM, focus sulle società dedicata al Muggia 1967 e a proposito di terzo tempo, tra terzo tempo e campo siamo stati anche in seconda categoria. Omar Costantini era Moraro e ci ha voluto regalare qualche immagine rubata e qualche parola dei due allenatori di Moraro Campanelli. Ogni tanto per vedere qualcosa di diverso sui campi di calcio bisogna battere la provincia, quei campi a volte spelacchiati, come direbbe qualcuno, dove il pallone viene inteso come una volta, nel senso ci si va per divertire, ci si trova e poi a fine partita il terzo tempo. Almeno questo in sintesi quello che è accaduto della giornata di domenica 24 novembre sul campo di Moraro tra i locali e il Campanelle. Alla fine vincono i triestini per 2-1, però il terzo tempo è quello che conta. Andiamo a sentire invece il parere dei due tecnici a fine partita. Oh, peccato perché oggi abbiamo fatto secondo me una buona partita, però alla fine non abbiamo messa dentro anche sul 2-1, noi potevamo fare il 2-2, però comunque secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, peccato dai. Come ha detto il mister, probabilmente il pareggio era il risultato più giusto, noi siamo stati più cinici nel primo tempo portandoci sul doppio vantaggio, hanno accorciato le distanze e dopo alla fine siamo stati fortunati in quella mischia con la paglia che ha sbattuto sul palio e poteva dare un risultato diverso. C'era anche abbastanza pubblico nostro, però ripeto è stata una bella partita anche da fuori. Sono veramente contento, siamo migliorati secondo me rispetto a domenica scorsa
Peccato perché secondo me un pareggio potevamo portarlo a casa, però ripeto, anche bravi loro, sono difesi bene, non hanno concesso pochi spazi, devo fare i complimenti anche ai campanelli. Comunque. Possiamo dire forza Moraro! Forza Moraro, Forza sempre. Moraro, dai, forza Moraro! Sempre Forza Moraro, dai! Insomma, abbiamo chiuso così da terzo tempo, no? 23 punti San Giovanni in testa in questo girone, comunque Campanelle che ha vinto col Moraro è salito 18 ed è quarto. Allora, messaggi e due saluti, il primo mio, secondo di Santa Bernardo, volevo ricordarmi, ero scordato la scorsa settimana l'esordio di Lucas Nodale con la Gemonese, che è giovanissimo, quindi volevo salutarlo, fargli complimenti per l'esordio, visto che è figlio di un amico Dudu. Quindi lo salutiamo, saluto papà e il figlio. Santa Bernardo, devi fare degli auguri importanti. Sì, volevo fare gli auguri ai miei genitori che fanno 60 anni di matrimonio, non so come hanno fatto. Bravissimi, e li ringrazio grandi. Per esserci sempre stati. Insomma. Bello. E ci uniamo agli auguri. Allora, visto che abbiamo parlato di Mauro Lizzi all'inizio della puntata, vi chiedevo quali belle storie, no? C'ha scritto Daniele Punte, la bella storia della selezione dal Friuli all'Europeada. Che ha vinto, è diventata campione. Hanno vinto europeo. in 3, ho letto oggi Turchetto, Valcareggi, Mancini e Lizzi, gli europei. A cui fa l'in bocca al lupo Daniele Punte. Il buonasera, pienamente d'accordo con Simone Fornasiere che indica nell'Unione Pasiano la migliore squadra neopromossa in prima, imbattuta e seconda in classifica. E infatti, Unione Pasiano miglior squadra. Poi, vediamo cosa ci scrivono. Grandi e basta, però va bene. Buonasera, perché non parlate mai del Cianis Muzzane? Capisco che il presentatore è più lignanese. Dai. No, però la scorsa settimana, noi ogni settimana, il martedì facciamo la serie D, una puntata al Benalignano, una al Chions, una Cianis Muzzane e poi rielaboriamo. E questa settimana abbiamo fatto il focus su Benalignano, la scorsa settimana sul Cianis Muzzane. Perché non è che sei propriamente lignanese. Precedente, no? Non Legnano. Quindi le accuse vanno fatte bene, esatto, no? Giusto. Di Aprilia, Marina. Esatto. Allora, Presidente Corrado, sei il migliore, orgogliosi di te. Fotoprofilo è una donna, io te è un lo sex dico. symbol per sé. Sì, sicuro. Molto simbolo più che sex. Grazie comunque per allora, occhio. Ciao Massimo, spiace sentire sempre che noi siamo la vittima sacrificale ad inizio anno. Non mi sembra che le altre società abbiano giocatori come Zetto, Del Moro, Casseler, Frontali, Montestella, Malandrino, Vecchio, Trevisan, per non parlare dell'Under, Leggi, Perossa, Zappalà. Forse siamo anche bravi a muoverci bene, visto che poi ce li chiedono tutti. Ci saluta Luca Trevisan. È una risposta alle tue dichiarazioni. Come dire, non è che siamo da calcolare... Forse sono stato frainteso. Sì. La realtà del Chiarvolo è fantastica. Io tra l'altro stimo tantissimo l'allenatore, che siamo anche abbastanza amici. E dicevo solo che Rive ha una rosa competitiva tanto quanto il Chiarvolo, che ha 20 punti. Quindi era un complimento. Sono d'accordo. La classe arbitrale è una delle cose più pure, insieme al chiosco, del nostro calcio dilettantistico. Hanno unito queste due cose, però insomma, per la purezza, dove purtroppo c'è isterismo generale, ci hanno scritto. E poi ancora un saluto al presidente dell'UBF e che ci chiedono dove vede l'UBF in un prossimo futuro. Beh, spero sempre bene io, fondamentalmente, anche nei momenti bui, insomma. Allora, Qual è quando sei lì? Qual è la categoria giusta per l'UBF? La promozione sicuramente. Come? La promozione. Per il mio territorio penso che la promozione Ronchi, Sant'Isana, Pertegada, ma UBF voglia la promozione. Eccellenza elevata a livelli di costi, tutto quello che vuoi, di distanze, io parlo anche di costi. Poi secondo me la promozione, ma anche la prima categoria, non la buttiamo via, è anche una giusta vetrina per i giovani, c'è un po' da fare. Ok. Grazie Presidente. Prego, per grazie a voi. aver chiacchierato con noi di questo momento e grazie a voi. Buon lavoro per il futuro, perché quello che abbiamo capito è che l'ambizione e la voglia di lavorare, non mollare c'è e il Presidente ha dato un bel segnale. Grazie Andrea Merlino per le lezioni di stasera, ci vediamo Grazie a voi. prossimamente. Grazie a Santa Bernardo. Grazie a voi. Grazie a Simone Fornasiere.
Pierpaolo Ponte, lancio un'intervista secondo me bellissima nelle storie dei dilettanti. Mi dice una parola per introdurre Paolo Sebastianis? Mi tolgo il cappello intanto e dico che per noi piccoli difensori lui era un modello da seguire, diciamo che era un po' il Beckenbauer dei dilettanti. Quando ci giocavi contro venivi sempre colpito da questa sua eleganza incredibile sia come giocatore che come persona, quindi uno dei veri miti del calcio dilettanti friulano. Davvero un signore del nostro calcio, per me è stato un piacere intervistarlo e chiacchierare con lui, era da un po' che non parlava di calcio dilettanti. Sì, perché è abbastanza fuori dal mondo. Quindi vi invito a seguire l'intervista finale della nostra rubrica Storie dilettanti. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a Francesco Piero in regia. Noi ci ritroviamo ogni sera alle 19:30 per parlare dilettanti. E adesso Paolo Sebastianis. 10 gennaio 67 nasce a Codroipo, a livello calcistico nasce a Talmassons, fa le giovanili, fa anche l'esordio in prima squadra prima di cominciare una carriera importante, va alla Triestina Primavera, ma soprattutto la parte centrale e importante sono i 20 anni di Sevegliano, un giocatore rispettato, conosciuto, un'icona in quel periodo, che vince diversi campionati, 2 di eccellenza, 2 di prima categoria post riforma e 1 prima della riforma. Stiamo parlando di Paolo Sebastianis. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ben ritrovato. Sì, era un po' che mi ero un po' nascosto dai campi di calcio, così aveva bisogno di tranquillità. Ecco, io vorrei partire proprio da quello. Sì. Come mai Paolo? Perché poi mi sono ritrovato in un mondo che non era più mio, con le regole che mi davo io, con i tempi, con le cose, poi col lavoro un po' sono stato messo un po' in difficoltà nel fatto che mi portava via tanto tempo e non potevo fare tutte e 2 le cose assieme perché non ci riuscivo, o se le facevo male. Ma siccome ho sempre giocato per far bene le cose, come è giusto che sia, così nella vita e anche nel calcio, ho preferito prendere un'altra strada. E quindi hai detto Ho detto basta. mi applico con la famiglia, con i ragazzi, vado a seguire i figli e i miei interessi più che altro, no? Ok. Sì, esatto. Però non hai mai pensato però di tornare in qualche modo? Allora, me lo chiedono in tanti, ti devo dire la verità, Massimo, perché tanti sono meravigliati da questa mia scelta improvvisa, anche un po' così inaspettata, diciamo, no? Perché tutti pensavano che io potessi fare allenatore piuttosto che, non so, no? Ma sicuramente ci ritornerò, no? Magari aiutando anche i ragazzi della Cometa Azzurra del mio paese, lì che stanno facendo un ottimo lavoro, per cui probabilmente sì. Sicuramente ci torno. Tu, parto dalla fine e poi torniamo indietro, no? Chiudi a Gonars, ma chiudi anche, soprattutto io mi ricordo, che proprio tu avevi iniziato a Talmassons anche da allenatore. È curioso, chiude Sebastianis la sua avventura bellissima nel calcio dilettanti e anche il tuo paese che non è riuscito più a esprimere la squadra nei dilettanti. Sì, no? Lì purtroppo c'è stato un momento di buio, perché quando hanno deciso di allontanarsi, diciamo, i dirigenti dell'epoca non ci sono stati sostituti. È rimasta la Cometa per fortuna, che è una bella cosa, con Roberto Toso e Fabrizio Gigante che hanno fatto un lavoro straordinario. Adesso hanno ripreso Michele Zanello, l'ex giocatore che ha giocato anche a Talmassons, lui che ha giocato nel Pordenone, e stanno rifacendo un ottimo lavoro. Quello che manca è la prima squadra, che però anche quando giocavo io a Flumignano, perché Talmassons ha 4 frazioni tra l'altro, potevano fare una squadra unica e unire le forze. Tu avresti pensato? Io avevo pensato, l'avevo anche buttata là, però c'era un po' di campanilismo e quindi difficile da abbattere, soprattutto con le persone anziane. Le persone anziane erano molto radicate al paese, noi siamo Flumignano, voi siete Talmassons, io sono Flambro. Ci sono 2 strutture importanti che è Talmassons e Flambro, e Flumignano che arranca, io unirei le cose per fare una prima squadra di qualità. È vero, vedere in questo momento la situazione, questo è lo specchio. Ma questo sarà per tutti, a prescindere adesso dal Charlins Muzzane, che c'è Zanutta, che sta facendo un lavoro eccezionale, no? Ok? Ma le altre le vedo tutte un po' in difficoltà, sinceramente.
Tra l'altro Flumignano, dove è uno dei campionati che hai vinto, adesso Flumignano sta provando, Sì. fatica a tenersi in Sì. vita, no? Allora, io dico questo Massimo, quando giocavo io c'erano società forti, dirigenti forti, e c'erano altri diciamo, aspetti economici che ti davano la forza di poter fare certi campionati. Adesso questo viene meno, adesso i dirigenti sono degli eroi secondo me, perché è quello la vera, diciamo così, la vera vena sanguigna del calcio dilettantistico. Finché ci sono questi dirigenti che hanno praticamente delle spade di Damocle sulla testa, considerando tutte le regole che ci mettono, sono bravi ad andare avanti. Il problema è questo secondo me, al di là degli sponsor. Ci sono delle regole assurde, capito? Assurde che sarebbero da rivedere. Che ti fanno venire voglia di allontanarti. Sì. Paolo, torniamo indietro. Sì. Talmassons, Sì. chi era quel Paolo Sebastiani, ragazzo che va nel giro delle rappresentative, che parte nel suo paese? Allora, per me è stato, diciamo così, un salto nel vuoto, perché io giocavo a Talmassons, in un paese di 2000 anime, e mi sono ritrovato a fare la preparazione con la prima squadra della Triestina in Serie B. È stato veramente, ti parlo dell'84, quindi una vita fa, ok? E per me andare là era come andare quando vai a Parigi al Louvre, per dirti, no? E quindi è stato veramente un salto bellissimo, perché ho fatto un'esperienza bellissima. Ho giocato contro giocatori non forti, straforti, perché quando giocavo io giocava Roberto Baggio Vicenza, giocava Pagliuca nel Bologna, giocava Rizzitelli nel Cesena, voglio dire, no? Quindi avevi realtà che veramente, no? Ma la stessa Udinese, che c'era Daniele Pasa, c'era Daniele Zamaro, che poi anche lui ha fatto una grande carriera, no? Anche lui. E quindi sono state ricche di soddisfazioni. E poi è arrivato il Sevegliano, no? Sevegliano di Zamparini, che per i dilettanti era come la Juventus, no? Era così all'epoca? Sì, era così, con la famiglia Vidal dietro, la famiglia di Vidal e Nobile, che hanno fatto veramente grandi sacrifici per il Sevegliano, hanno creato lo stadio, hanno fatto così, però c'è stato Zamparini dietro che era un ottimo sponsor. Era solo sponsor o hai avuto rapporti con Zamparini? No, io avevo rapporti di lavoro con lui, era una persona, era un visionario Zamparini. Zamparini vedeva 20 anni prima degli altri, quindi era veramente, ho imparato molto dalle sue tecniche, sia nel lavoro che nel calcio. Era un generoso, un passionale, anche uno che ti bastonava quando era giusto bastonare, ma erano quei papà che ci vorrebbero ancora. 20 anni col Sevegliano. 20 anni. Sei stato una bandiera di quella squadra. Sì. Sai che cosa? Avevo anche opportunità di scegliere altre strade, ma lì ho sempre dato, diciamo così, l'ho sempre vista come una famiglia, ecco. Anche perché mi hanno sempre trattato benissimo. Scusa se vado già alla fine della storia, ma poi ci mettiamo al centro. Però uno degli articoli, no? Sicuro, mi immagino da giornalista, quando uno sa Sebastiani, addio Sevegliano. Com'è stato? È stato un po' veramente un fulmine a ciel sereno, perché nessuno se l'aspettava, perché tutti, soprattutto i dirigenti e anche il paese, la comunità in giro lì di Bagnari Arsa, si aspettavano che io chiudessi la carriera con loro. Però io dentro di me sentivo il bisogno di cambiare perché se ero troppo fossilizzato in quell'ambiente, capito? Ormai conoscevo chiaramente tutti, avevo sempre gli stessi posti, avevo bisogno di cambiare. E Vidal non ha capito molto sta cosa qua, mi è dispiaciuto tantissimo perché lui è stato il primo a rimanere male, però io ho fatto una scelta proprio di cuore. Questa foto? Questa foto qua dice tanto perché mi lega a ricordi veramente bellissimi, perché lì poi al di là di tutto abbiamo vinto un campionato giocando benissimo, ho vinto l'eccellenza quell'anno lì, il Tamai che era terzo, per dire, eravamo noi il Palmanova. Scusa, la classifica finale, Sevegliano, Palmanova dietro di 6 punti, Tamai, Sacilese, Pozzuolo, Manzanese, Fontanafredda. Vado fino a metà classifica, non potrei andare oltre. Sì, ma poi con queste squadre qua, capito? Il valore di questo, diciamo così, prodezza, la chiamo io, che abbiamo fatto quell'anno lì, che poi è seguita anche poi in Serie D, perché noi in Serie D con quella stessa squadra lì, con vari accorgimenti sui settori, scusami, sui fuori quota, perché poi in Serie D c'è arrivato Subiaz, c'è arrivato, cioè gente di qualità,
siamo rimasti primi per 3/4 di campionato. Quindi sì, c'è stato un lavoro fatto da società e soprattutto dal mister Tomei, che anche lui era un visionario, perché lui, come ti ho raccontato prima, io non volevo giocare in quella maniera che lui ci aveva descritto, così, no? Passando da libero a giocare a 3 o a 4, a cambiare. Quasi volevi andartene. Volevo andarmene, perché ho detto, io così non ci gioco, ho le mie sicurezze, gioco così. E lui mi ha fatto capire, non solo a me, a tutti, no? Perché siamo partiti male quell'anno lì. Siamo partiti perché abbiamo pareggiato 1-1 col Mossa e abbiamo perso a Cormons 4-3. Dopodiché abbiamo vinto praticamente 22 partite su 30, no? Voglio dire, quindi era una squadra veramente organizzata, bellissima da vedere. Tuttora, quando vedo certe persone in giro, si ricordano di questa squadra dicendo una squadra che non dimenticheremo mai come giocava. Però proprio con Tomei abbiamo parlato di questa eccellenza invece attuale, dove questa voglia di vincere è relativa. Qua era proprio... era eccellenza, lì era qualità. E a vincere valeva tanto. Sì, perché, non che non valga oggi, però... Perché al giorno d'oggi nessuno si dichiara. L'anno scorso si è dichiarato il Lignano e ha vinto il campionato, no? Giustamente, sì. No? Lì invece c'erano squadre che si dichiaravano, perché la Sacilese, il Fontana Fredda, ambiziose, la Manzanese, poi l'anno prima c'era l'Itala, cioè, voglio dire, capito? La San Vitese, cioè... La Sacilese stessa. Sì. E poi mi dicevi, insomma, poi con Tomei ti cambia un po' una parte di carriera, sì, che ti dà una continuità. Sì, sì. Ermanno è stato veramente per me la scintilla che mi ha fatto giocare ancora a 15 anni. Questa squadra, quindi, mi dici, indimenticabile. Sì. Me li nomini tutti, dai, diciamo chi era questo Sevegliano. Allora, quel Sevegliano lì era composto da Metti e Ferruccio, Tomaselli i portieri. Poi giocavamo io centrale, Trica a destra, Giuliano Dri a sinistra, che era il fuoriquota, Terpin e Buzzinelli centrali, dopo si alternavano Turchetti da una parte o il Macca dall'altra, Gerin, Colussi, Conzutti o Pentore, no? Sì, quindi avevamo soluzioni. Poi c'era Simone Bruno anche, no? Simone Bruno, sì, bello. Esatto. E insomma, che Sevegliano, sì. che bella storia, sì. Ma direi che qua ci sono diverse foto e storie da raccontare con te. Certo. Paolo, diversi campionati vinti abbiamo detto. Ma andiamo con le domande un po' fisse che propongo ai miei ospiti. Quindi, che giocatore eri e che calcio era quello che hai vissuto tu? Allora, come giocatore credo di essere stato un giocatore leale e onesto in campo, no? Perché non ho mai giocato, ho cercato sempre di non far male a nessuno, nel senso con interventi proprio, no? Al limite, ok? Anche perché una volta forse lasciavano più correre gli arbitri rispetto adesso che sono un po' più fiscali, no? Ma interventi brutti, quindi e poi avevo sempre, dico la verità, anche diciamo i complimenti degli avversari, no? Al di là del giocatore, no? Della persona, perché è quello che lasci, capito? Il giocatore può essere bravo, però la persona resta, capito Massimo? Io questo me ne vanto, ecco, anche perché quando trovo persone che non vedo da 20 anni si ricordano di questi ricordi bellissimi. Vero. Che calcio era? Era un calcio molto più tecnico. Cioè, adesso magari cercano il contatto fisico, l'atleta da 1,90, fisicamente prestante, di corsa, ma parlo dai professionisti fino a cascata, no? Okay? All'epoca invece c'erano i talenti che sviluppavano, diciamo così, le qualità che avevano, e lì ce n'erano, quegli anni lì e anche gli anni prima, ti devo dire, perché ce n'erano veramente bravi. Senti, che giocatore hai apprezzato nei dilettanti? Tanti, devo dire tanti, e soprattutto giocatori che giocavano anche per la maglia, no? C'erano tanti una volta che giocavano per la maglia, a differenza di adesso che magari vai via anche per 100 euro in più, 100 euro in meno. Invece lì c'era proprio la voglia di rimanere in società, di sentirti di famiglia proprio, no? Ne ho tanti in testa, sai, guarda... Tu mi hai accennato prima Fantina, per dire, no? Ma io mi ricordo di Cermeli, l'attaccante, no? Di Donato nel San Sergio, per dire. Ma gli anni prima in Serie D ce n'erano una migliaia, no? Le Venete, le Toscane, le Emiliane, no? Trovi giocatori che venivano giù dalla Serie A. Che ne so, in Friuli Marco Beltrame, per dire, no? È stato un gran giocatore lui, no? Ma Andrea Tofolo, ma guarda, Tracanelli, giocava Barbadillo, in eccellenza San Vitale aveva Barbadillo.
Te lo ricordi? Forse magari tu... Sì, non lo ricordo. Non lo ricordo, però Massimo, io ho giocato contro, giocava a Barbadillo con i 2 Tracanelli, cioè voglio dire, no, quegli anni lì. A Casarsa giocava ancora Ezio, Vendrame. Sì. Negli anni 88-89, sì, cioè un'altra cosa. Sì, stiamo raccontando anche queste storie, abbiamo fatto anche un documentario. Poi i miei compagni di squadra, anche più diciamo datati, Bruno Macuglia, Urbano D'Andrea, il povero Urbano D'Andrea, Giorgio Zuccheri, che sono mancati tutti e due, erano giocatori strepitosi. Mi racconti, mi nomini una persona che sia un compagno, un dirigente indimenticabile per te? Allora, sicuramente Vidal, no? Francesco Vidal per me è stata una persona, diciamo, quasi come un padre, no? Lui era il mio padre adottivo perché mi ha sempre, diciamo così, aiutato, stimato, e quindi c'era un amore, tra virgolette, reciproco, no? E come giocatori ho fatto amicizia con tanti, no? Forse quello che sono più legato è con Andrea Toffolo, che poi è diventato proprio, diciamo così, siamo copari praticamente. Sì, poi avete condiviso la Maranese. Poi no? anche sì, esatto, ma poi anche Roberto Colussi. Cioè, sì, che vedo qua nella foto, sì, anche Colussi. Sì. Un aneddoto ricorrente. Quando noi abbiamo inaugurato lo stadio Sevegliano, nel lontano 87, sì, ok, mi ricordo che giocavamo Sevegliano Gradese e c'erano 4.000 persone a vedere. E quando tu esci da quello stadio lì, che tu l'hai visto 1000 volte, e vedere 4.000 persone assieppiate... Quasi non ci credo. Non ci credo. Quasi non ci credo. Esatto, era diciamo una vigilia di... perché era un recupero di una partita a fine anno, abbiamo giocato, è stato veramente... bello. Molto. Mi dici una cosa che non hai mai raccontato a nessuno? Porco cane. Si devono raccontare anche quelle. Ura, dai. Che ogni tanto mi venivano praticamente delle società a cercare a casa. Ah, sì? Ok? All'insaputa del Sevegliano, capito? Ok. E arrivavano lì con la segno in bianco. Ah, sì? E io ti giuro, Massimo, e io, adesso mia mamma non c'è più, ma lei poteva testimoniarti, e mi chiede, metti tu la cifra, io ho sempre rifiutato. Sempre? Ma me lo sono sempre tenuto perché non era giusto né... Sì, non volevi farlo... Sì, esatto, perché era proprio... non era bello, ecco. Però oggi si può dire, adesso ormai sì, vale zero. Senti Paolo, ti ringrazio perché sono quasi emozionato ad averti intervistato, perché era tanto tempo che non mi capitava di chiacchierare così di calcio, ed è bello. Cos'è stato per te il calcio dilettante? Tutto tanto, mi ha dato tanto. Mi ha dato veramente tutto quello che sognavo da bambino e non mi pento di niente, devo dire la verità. Anzi, auguro a tutti di fare la mia carriera. Bello, bel messaggio, bel finale, bella intervista. Grazie a Paolo Sebastianis. Grazie a te Massimo, grazie a te, buon lavoro.